Devo parlare un po' di quella situazione internazionale, perché se si pensa di fare di Sardegna un laboratorio internazionale di archeologia, c'è bisogno di americani, inglesi, francesi, e questa crisi economica, come tutti sanno, è una cosa internazionale. Alle università americane sono state tagliate molti posti di lavoro. La mia borsa di ricerca è stata tagliata a metà. Questo è un esempio, e questo è un problema internazionale, perché le stesse cose si trova in Inghilterra. I tedeschi prima sono molto ricchi, specialmente per l'archeologia, adesso i tedeschi sono poveri, e questo sarebbe un problema internazionale. La regione è sempre stata presente. Adesso anche la regione ha i cordoni della borsa un po' corti, ma perché siamo in un periodo difficile. E poi, per quanto mi riguarda, sarebbe molto più importante intervenire con lavori di consolidamento e restauro per rendere fruibili le aree archeologiche, perché se devo fare un discorso egoistico, io vado a scavare i siti, esploro tutti gli strati archeologici, mi disegno dei concetti, faccio le cose e sono a posto. No, noi dobbiamo ragionare dando un futuro a quell'area archeologica, quindi il futuro è non abbandonarli senza gestione, hanno bisogno di manutenzione continua e soprattutto quello che fa vivere il monumento è la fruizione, cioè attirare visitatori, perché la conoscenza si fa a 360 gradi. A proposito della lingua invece? A proposito della lingua, se noi smettiamo di chiamare i sardi del secondo-terzo secolo a.C. romani, quelli erano romani e basta, cioè non erano più sardi, non so se mi sono spiegata, erano cittadini romani di pieno diritto. Già nel periodo repubblicano Porto Torres, Turris Libissonis, era una colonia Iulia, cittadini romani di pieno diritto, quindi quelli erano romani, mi segue, infatti noi continuiamo a far convivere in contrasto, tra l'altro anacronistico, il termine nuragico con quello romano. I nuragici, quando sono arrivati i romani nel 238, non c'erano più, quindi erano indigeni che avevano altre forme di espressioni culturali e quindi nella romanizzazione graduale sono diventati tutti romani, usavano tutte le stesse stoviglie, usavano tutte le stesse tombe alla cappuccina, avevano i loro cippi funerari, Austis compreso, quindi erano romani, li chiami sardi romanizzati, ma erano romani. In tutta l'Europa, Italia compresa Sardegna, non scriveva nessuno prima del primo millennio a.C. e addirittura nel nord non si trovano tracce di scritto fino all'ottavo, vero professore? Quindi eravamo un popolo di muti in quel periodo e allora tutte le popolazioni protostoriche da noi non scrivevano. Noi troviamo testi scritti in pieno periodo di romanizzazione. Vedi tavola di esterzili, vedi iscrizioni, vedi cose funerarie, compresa quella di Austis che abbiamo noi al museo. Però quello non significa che non sapessero scrivere. Allora io sono una 68ina doc, no? Così fate anche il calcolo di no, perché mi dicono che sono ben conservata, così lo faccio veramente. E ricordo che Maria Luisa Cerutti, che mi teneva come muretto da scavo, perché ero magrina, e quindi da su Crocifisso Umano a Ponte Secco, Saturricola, io ero proprio quella che metteva le mani sulla terra. E in via del tutto eccezionale mi portò negli scantinati dell'università dove erano stati accantonati tutti questi resti di Monti Bramma. Il problema è che nell'università non c'era uno specialista che riuscisse a cogliere le
l'importanza di quel ritrovamento, tutti noi compresi, perché quella, a mio avviso, col senno del poi, avendo scavato tantissimi luoghi di culto, avendo scavato Megaron ed Eron, che erano tombe simboliche, tutti inquadrabili, nella fase finale dell'età del bronzo non si costruivano più nuraghi, i nuraghi venivano trasformati addirittura alcuni in luogo di culto, alcuni nuraghi vengono completamente dismessi, abbandonati. Guarda caso, nello stesso periodo, noi vediamo quasi un'esplosione di rappresentazioni di nuraghi, nuraghetti, sculture, troviamo bottoni in bronzo che rappresentano un simbolo di un'etnia che non era più rappresentativa. Quindi per me le statue di Montivramma sono la rappresentazione di un eroe che doveva impressionare quelli che passavano in quella costa perché li potessero vedere nell'immediato entroterra. Cioè quello che voglio dire è che nel bronzo medio e nel bronzo recente, quando la civiltà nuragica è nel massimo della sua espressione architettonica, non troviamo nulla di tutto questo. Guarda caso la rappresentazione del simbolo dell'etnia ormai in crisi si concentra tutta in quel periodo. Non so se mi sono spiegata.